Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza è quello che si gioca allo stadio Broccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Infantino e la CR Messina di Vincenzo Feola. 26esima giornata, ne mancheranno altre 8 prima della fine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni per i padroni di casa, mentre va all'inseguimento la compagine ospite. Andiamo col film della partita a cura, come di consueto, di Giuseppe Montalbano, col primo tentativo col colpo di testa di Trasciani bloccato da Di Silvestro. Dall'altra parte calcio di punizione reclamato dal Castrum Favara per questa trattenuta evidente ai danni di Varela, non fischiata dal direttore di gara, il signor Paccagnella di Bologna. Poi dall'altra parte la bomba di Touré che va a sbloccare il risultato, un'autentica saetta che bacia la faccia interna della traversa e poi si va ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Di Silvestro. Vantaggio per il Messina con Touré che trova una perla di assoluta bellezza. Prova a rispondere il Castrum Favara qui con il colpo di testa un po' sporco da parte di Capitan Varela con la sfera che si perde a fondocampo. Poi calcio di punizione da parte di Piazza, si deve esaltare Giardino per mettere la palla sopra la traversa e poi in calcio d'angolo dal quale arriva un altro tentativo, questa volta con il colpo di testa di Demin che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa con il primo attacco da parte del Castrum Favara con Lomolino che mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Varela con la palla bloccata senza grossi problemi da Giardino. Poi seguiranno una serie di tentativi dalla distanza abbastanza velleitari da parte della formazione guidata da Infantino, con altre parate da parte di Giardino. Poi questo tentativo dalla distanza da parte di Piazza con la sfera che si perde fuori. Poi altro colpo di testa ancora del numero 10 del classe 2002 con la sfera che si perde a fondo campo. Tanta tensione, in effetti ci si gioca tanto al Broccoleri in questo pomeriggio. Alla fine ne fanno le spese un dirigente del Castrum Favara e mister Feola, entrambi ammoniti dal signor Paccagnella. Poi c'è questa azione, c'è questa trattenuta all'interno dell'area di rigore di De Caro ai danni di Varela. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Siamo al 95esimo minuto, tutta la pressione sui piedi di Nacio Varela che prende la rincorsa, guarda la porta e spiazza Giardino per il gol che vale il pareggio, per il gol che vale l'1-1. L'esultanza rabbiosa sotto la curva nord da parte del capitano del Castrum Favara, che evita una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della condanna forse definitiva per il Castrum Favara, che pareggia contro la CR Messina e poi va sotto la curva nord per andare a sentire il parere dei tifosi. Da Sportisile è tutto, alla prossima.